Un'emozione pazzesca. Stavo dicendo oggi, stavo discutendo con mia moglie, se pensate che questo locale è dal 10 di ottobre che ha le luci spente la sera. Questa sera abbiamo acceso le luci per la prima volta, dal 10 ottobre 2020. E così, mentre nel municipio di Vodo il Consiglio Comunale discuteva proprio della situazione del comparto, all'Acero Rosso, prima in provincia di Belluno, ferme restando tutte le normative anti-Covid, venivano riaperti i battenti del locale. Abbiamo dovuto per forza arrivare al punto di dire non ce la facciamo più e dobbiamo per necessità e per forza di cose aprire le porte al ristorante, assumendoci, cercando tramite l'associazione capitanata da Paolo Bianchini, da Cristiano, dal mio, tutti quanti hanno dato il supporto legale, morale, perché sento più Cristiano che mia moglie. O riapriamo o ci fanno riaprire, non ci sono alternative. Visto che la gente non vuole andare a rubare, giustamente Aldo ha deciso di iniziare a lavorare. Speriamo che questa apertura arrivi anche dal governo e che possiamo farlo tutti, perché ci sono attività, come hai visto in giro, ci sono pochissime attività aperte. Dovremmo riaprire tutti, perché lavorare è una necessità. Quando ci fu la giornata Io Apro, nessuno vi aderì nel bellunese. Ora l'Acero Rosso ha fatto da apripista e già altri locali stanno decidendo di fare altrettanto. Non lavorare per loro non è più possibile, anche perché di ristori non ce ne sono stati. Io ho chiuso il 10 ottobre e non ho visto un centesimo.